Incontrano tutti i governatori a partire da Zaia e Fontana, il paese va pacificato, faremo l'autonomia per tutte le regioni, le parole del neo ministro degli affari regionali Boccia. Nel Veneto i dubbi per il cammino dell'autonomia, noi rispettiamo la Costituzione, dice Zaia, non accettiamo passi indietro, il ministro bellunese D'Incara assicura, arriverà. In questa ora l'autopsia sul bimbo di 3 anni morto a Valle di Cadore per cause ancora da chiarire, la comunità sconvolta dalla tragedia. Crack popolari, la denuncia di un risparmiatore che non riesce a completare sul portale telematico l'iter richiesto dallo Stato per ottenere il rimborso dopo la truffa, ora Lotto dice con la burocrazia. Mamma sale con il figlioletto su un autobus a Treviso, il conducente chiede alla donna di chiudere il passeggino, lei risponde che non ce la fa, l'autista infuriato la insulta. La storia di Teo, cagnolino che a piove di sacco ha soccorso e salvato un amico a 4 zampe che era disperso da giorni. Romeo Menti, ex campione di Torino, Vicenza e Fiorentina, ricordato a Vicenza in occasione del centenario della sua nascita, nipoti e pronipoti lo hanno celebrato nella casa dove era nato. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e dunque l'autonomia in primo piano, l'autonomia nella visione del nuovo governo, il Conte bis, e soprattutto nelle mani del nuovo ministro agli affari regionali Francesco Boccia, un Boccia che dice l'autonomia ci sarà ma sarà per tutte le regioni, il paese va pacificato e dunque le bozze sono da rivedere e promette vedrò i governatori, prima fra tutti Zaia e Fontana. Il nuovo esecutivo giallo-rosso è già al lavoro. Ieri, dopo il giuramento davanti al Capo dello Stato, Consiglio dei Ministri fiume sui temi caldi. Dal Veneto ci si aspetta che sul tavolo sia arrivata anche la pratica dal titolo Autonomia differenziata. Intanto ci pensa il neo ministro agli affari regionali, Francesco Boccia, a parlarne. La faremo non solo per il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna, ma per tutte le regioni. Dobbiamo rimettere insieme il paese, ha spiegato, far sentire l'autonomia un successo per l'Italia. Noi viviamo in un paese che ha bisogno di far sì che tutti si tengano per mano, e le disuguaglianze dobbiamo colmarle e lo possiamo fare aiutandoci e consentendo alla Costituzione di essere rispettata. Intendo incontrare tutti i presidenti nelle loro sedi e partirò dai governatori Luca Zaia e Attilio Fontana che hanno sostenuto le ragioni delle legittime consultazioni popolari con i referendum. Li ascolterò e poi tireremo le somme. Non c'è nessuno, ha proseguito il ministro, che ce l'ha con l'altro. Nord e Sud si sono sempre tenuti per mano. Non c'è una competizione, nessuna guerra dei ricchi contro i poveri. L'autonomia deve garantire parità di servizi sociali in tutto il paese. Si debba ripartire da quel punto di contatto che era già stato trovato dal Presidente Conte e dal Presidente Bonaccini dell'Emilia Romagna. Di là si riparte e si riparte dalla convinzione che il Nord ha bisogno di un Sud forte e il Sud ha bisogno di un Nord che si senta anche Sud. Scettico invece su un'attuazione dell'autonomia Giampaolo Gobbo, che definisce il nuovo esecutivo un governo del Sud per il Sud, non certo, dice, per le regioni del Nord. Un governo che non può essere certamente un governo che rappresenta il Nord dell'Italia o le regioni diciamo del Nord, non solo, e quindi io credo che questo sia un governo di emergenza. Avete sentito Boccia, si riparte da Bonaccini, quindi dalla via emiliana, l'autonomia che non è di fatto la via veneta dalle 23 materie. Oggi a Radio 24 le parole di Luca Zaia, che ha detto anche in riferimento a quanto ha detto Boccia sulla Costituzione, noi la Costituzione la rispettiamo e non accettiamo dei passi indietro. Ha anche detto oggi sulle autonomie c'è solo il progetto delle regioni, i governi precedenti non hanno scritto una riga, mi riferisco anche ai 14 mesi del governo che è appena uscito di scena, al nuovo governo il cui inizio non è dei migliori rispetto al rapporto sull'autonomia e in riferimento anche al governo Renzi che ci ha mandato in Corte Costituzionale. Dal governo però arrivano rassicurazioni dall'unico ministro veneto del nuovo esecutivo, e cioè il bellunese Federico D'Incara. Io sono convintissimo che riusciremo a farla, e ne ho parlato anche oggi con il ministro per gli affari regionali Boccia, gli ho spiegato quanto importante è per il Veneto
l'autonomia e che cosa vuol dire per questo territorio. Nemmeno il tempo di giurare davanti al Presidente della Repubblica che il neo ministro veneto ai rapporti con il Parlamento ha già portato l'autonomia regionale all'attenzione del nuovo governo. Un esecutivo in cui l'onorevole D'Incà crede molto perché è puntato più sul fare che sull'apparire. È un governo assolutamente giovane, l'età media è 43 anni, io ho 43 anni, dove c'è tantissima volontà di far bene, dove c'è la volontà di costruire ponti e di abbattere muri, perché vi è un clima in questo paese di odio che non va bene, insomma, deve cambiare assolutamente, bisogna riportare al centro la buona politica, quella della discussione, anche del compromesso basso rialzo, in cui le persone siedono a un tavolo e trovano delle soluzioni e non le trovano invece magari davanti a un mojito al papete, ma invece si trovano dove serve a dover parlare e a trovarsi con delle soluzioni adeguate per i problemi dei cittadini. Ministro che sottolinea come il nord-est sia comunque ben rappresentato. Perché vi sono io ai rapporti al Parlamento, come sottosegretario del Presidente del Consiglio vi è Riccardo Faccaro, che è nato appunto nel Trevigiano, e poi di Trieste vi è Stefano Patuelli, che è al Mise, quindi siamo sicuramente ben rappresentati. Il messaggio comunque ai veneti è chiaro, si porteranno a compimento gli obiettivi dichiarati. C'è il desiderio di immediatamente mettersi all'opera per aiutare le imprese e le famiglie, lavorare in maniera tale da poter portare a casa il taglio dei parlamentari già nel mese di settembre e quindi insomma dare conferma di quello che abbiamo detto all'inizio del mese di agosto, cioè la volontà di dimostrare che la lotta ai costi della politica continua ad essere un faro principale per il Movimento 5 Stelle. Il tutto con serietà che un ruolo come quello di guida dello Stato richiede. Quello che si vuole avere in questo momento è la pacatezza, la cultura di trovare le giuste maniere, i giusti modi che il Presidente Conte ha fatto vedere soprattutto nell'ultimo mese. Ecco, la figura che io oggi, con cui mi sono potuto così salutare, confrontare, ascoltare di più sono il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Io credo che quelli siano l'esempio di un'Italia che in silenzio lavora, un po' come fanno i veneti. Apriamo la pagina della cronaca adesso per parlare dell'esame autoptico sul corpo del bimbo di 3 anni morto in circostanze ancora da chiarire se a Valle di Cadore è una tragedia che ha sconvolto la comunità. Allora l'attesa per questo esame ce la racconta Tiziana Bolognani al telefono. Tiziana. Buongiorno da Belluno. Questa mattina la Pubblico Ministero Marta Tollardo ha conferito l'incarico all'anatomopatologo che eseguirà in giornata l'autopsia sul corpicino del piccolo Marco Forchetta del Longo, il bimbo di soli 3 anni morto ieri all'improvviso dopo un episodio di mal di pancia che durava dal giorno precedente. Non era la prima volta che il piccolo soffriva di mal di pancia e sembra che le visite eseguite negli ultimi mesi non fossero riuscite a venire a capo del problema. Ieri il dramma si è consumato all'improvviso sotto gli occhi della mamma Silvia, che ha chiamato la centrale operativa del 118 attorno alle 8. L'intervento di soccorso, pur tempestivo, si è rivelato vano e pure il volo dell'elicottero del SUAM di Treviso, arrivato a Valle di Cadore per l'eventuale trasporto del bambino in ospedale specializzato, non è servito allo scopo. Il piccolo Marco è morto a casa e la salma è stata subito trasferita dall'ambulanza all'ospedale di Belluno per gli accertamenti disposti dalla magistratura. La PM ha aperto un fascicolo sul caso, per ora per atti relativi, si indaga sulle cause del decesso improvviso di questo bambino e l'autopsia servirà a chiarire innanzitutto l'origine del malore fatale, poi se quei mal di pancia avrebbero potuto essere indagati più approfonditamente per agevolarne le cure. Intanto, come vi abbiamo detto ieri sera, tutta la comunità di Valle di Cadore si è stretta attorno alla famiglia del piccolo Marco. C'è grande dolore. Ieri la sindaca Marianna Ofer ha rinviato l'inaugurazione di un'attesa mostra in segno di lutto. Per i funerali del bambino si attende il nulla osta della magistratura. Per ora è tutto. A voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Adesso a Piove di Sacco nel Padovano una famiglia salvata in extremis durante l'incendio della sua abitazione.
Un'intera abitazione avvolta dal fumo denso, paura nella notte a Piove di Sacco, quando un incendio è divampato in una casa di Via Righe nella frazione di Corte. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e salvare i residenti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Il rogo però ha interessato il piano terra e il piano superiore, danni ingenti all'intera struttura. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei pompieri, sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 3 ore. Adesso torniamo a parlare delle banche venete, o meglio della battaglia per i rimborsi dei risparmiatori. Non è il primo caso, anzi ce ne sono molti. Le difficoltà di avere un accesso, di riuscire a ottenere la richiesta attraverso un portale telematico, insomma una lotta per la burocrazia, ed è una beffa dopo il danno. Ce la racconta proprio un risparmiatore. Ho tentato l'accesso al portale, ma è difficile. Un calvario senza fine è quello dei risparmiatori delle banche venete, che dopo aver lottato inutilmente per ottenere il rimborso dalle stesse, stanno lottando nei tribunali per ottenere giustizia, ed ora si trovano a lottare anche con la burocrazia, che nello specifico è rappresentata da questo sito relativo al Fondo Indennizzo Risparmiatori. Aperto dal 22 agosto e con scadenza improrogabile febbraio, doveva agevolare il percorso per quanti, non riuscendo ad ottenere i soldi dalle banche ora liquidate, saranno in parte rimborsati dallo Stato. Il verbo giusto è però avrebbe dovuto, perché al momento per chi si è misurato col portale si è trovato davanti ad un vero e proprio muro telematico. Per Massimo Pasqualini l'esempio eclatante è un documento richiesto che deve essere portato a Banca Intesa. Ci domandano una documentazione con dei moduli da consegnare presso la banca per avere i titoli richiesti, e dei quali la banca si rifiuta di darci tutto il materiale richiesto. Quindi si rifiuta? Perché dice di non poterlo fare perché si prenderebbe delle responsabilità. Si percepisce chiaramente lo sconforto di questo risparmiatore che si è appoggiato al suo legale per avere giustizia anche per questo. La prima impressione purtroppo è pessima, il portale è realizzato in modo inadeguato, spesso si blocca, dà dei messaggi di errore assolutamente incomprensibili e impone di ricominciare la procedura da capo, e quindi insomma non sarà assolutamente facile riuscire appunto a ottenere l'indennizzo. Insomma, questa procedura annunciata come semplice e veloce in realtà sembra sempre più per i risparmiatori truffati l'ennesimo lavoro da gomma. Obiettivamente prima forse si atteggiava un sorriso credendo di dover, anche se la corsa era lunga, arrivare a un fine, ma adesso proprio c'è la nebbia totale. Diversa e certamente più caustica la lettura che dà l'avvocato Moschini. L'impressione è che appunto il sito sia stato realizzato in maniera estremamente complicata, che la procedura sia molto difficile proprio per non renderla alla portata del risparmiatore medio. Sarebbe veramente un qualcosa di scandaloso se non si volesse consentire ai risparmiatori di ottenere l'indennizzo. Cambiamo argomento: traffico e inquinamento in Rio Novo a Venezia, col settore trasporti di Ascom che ha riscontrato incongruenze e anomalie nei dati forniti da ARPAV. Dopo le polemiche e le proteste delle scorse settimane per l'elevato inquinamento in Rio Novo, le categorie del trasporto merci hanno rilevato che alcuni dati forniti da ARPAV presentano delle incongruenze che vanno evidenziate. Nel redigere queste relazioni che in alcuni orari, tra le 19 e le 21, ci sono dei picchi molto alti, i quali non corrispondono con i passaggi dei mezzi da trasporto. Questo evidentemente ci ha fatto pensare, anche se in realtà i dati rispetto all'anno scorso nello stesso periodo sono diminuiti, cioè quindi l'inquinamento è diminuito in virtù del fatto che l'ordinanza prevede un senso unico. Detto questo, però, questi dati, come dicevo prima, hanno delle incongruenze, quindi riteniamo che non siano proprio i trasportatori i reali responsabili di questo inquinamento, ma forse bisogna andare a trovarlo da altre unità, da altri elementi che possono inficiare nei dati che ARPAV ha relazionato e stilato. I dati pubblicati restituiscono i livelli della centralina collocata in Rio Novo, evidenziando solamente il picco massimo durante la giornata. Di qui una richiesta specifica. Non ci sono solo dalle 19 alle 21, ci sono anche orari della mattina molto presto che non ci vedono, o se non in piccolissima parte ci vedono nell'effettuare il trasporto, nell'effettuare questo percorso all'interno della città. Quindi è chiaro che chiediamo in modo piuttosto trasparente
la verifica puntuale di questi dati, per non vederci, come dire, accusati dell'inquinamento che in questo momento la città sta subendo. Sul tavolo con l'amministrazione ci sono già alcune proposte. Sperimentare delle colonnine dove le imbarcazioni possono in qualche modo, avendo un dispositivo da dover inserire nell'imbarcazione stessa, collegarsi a queste colonnine e poter usufruire della gru elettrica senza inquinare. Restiamo a Venezia con una città che volta pagina dall'urbanistica alle regole per ristoranti o bed and breakfast. Sono i nuovi regolamenti di edilizia e di igiene pronti a passare al vaglio delle commissioni competenti prima del voto finale in Consiglio Comunale. Due piccole grandi rivoluzioni sono pronte al via, presumibilmente col voto del Consiglio Comunale entro la fine del 2019. Calfarsetti riscrive in un colpo i regolamenti di edilizia e di igiene. Quello dell'edilizia, sottolinea l'assessore De Martin, riscritto di sana pianta, al termine di un percorso in cui sono stati coinvolti ordini professionali, attività commerciali, gestori di telefonia mobile, più in generale tutti i portatori di interesse di un ambito che mai, come nel caso del Comune di Venezia, si presenta complesso e variegato, dalla laguna alla terraferma fino alle zone industriali, con due parole d'ordine: semplificazione e ambiente. Favorire gli immobili in classe A, favorire l'inserimento degli impianti già per l'alimentazione delle auto in tutti i fabbricati residenziali, compresi quelli direzionali, quello di favorire un recupero delle facciate dei fabbricati, eliminare dove possibile le auto in strada, quindi favorire il parcheggio dei propri mezzi all'interno dei propri scoperti, quindi di andare in deroga rispetto ai 5 metri di arretramento dalla strada e quindi togliere più auto possibile e lasciarle alle biciclette, lasciarle ai pedoni. Il regolamento dell'igiene a Venezia risale addirittura al 1940, nato quindi in un contesto che oggi non esiste più. La prima operazione anche qui è stata la semplificazione, da 63 si passa a 28 articoli. Noi vogliamo evitare che ovviamente in tutti questi anni si è visto di tutto a Venezia, d'accordo? Da cucine senza canna fumaria a mini cucine inadeguate. Questo riporta un po' di ordine in collaborazione anche col nuovo regolamento edilizio. Introduciamo alcuni obblighi, ai sensi dell'articolo 5 l'obbligo che un'area di cottura deve avere almeno 25 metri, l'obbligo delle canne fumarie e per esempio ai sensi dell'articolo 16 di questo regolamento l'obbligo della biodegradabilità su tutta, cioè che sembra una cosa, l'uso della plastica, cioè una città totalmente free dalla plastica. Una novità importante riguarda poi un'attività che si sta diffondendo a macchia d'olio, i bed and breakfast. Abbiamo messo un tassello molto importante che tutte le nuove strutture proprio date alle nuove locazioni turistiche dovranno adeguarsi anche con la fossa settica, fatto salvo alle attività che sono già in essere. Un intervento questo che a Venezia si potrebbe presentare di una complessità e di un'onerosità tale da far desistere chi lo aveva in mente. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo da Treviso. Una mamma con il passeggino, un autobus e un autista, è una vicenda che fa discutere. Sale con il bambino e il passeggino sull'autobus dell'azienda mobilità di Marca di Treviso e il conducente le chiede di tenere il figlio in braccio e il passeggino chiuso, come previsto da regolamento. Ma la donna risponde che non ce la fa a reggerlo, ma ha anche paura che un'improvvisa frenata possa farli cadere entrambi. Ne nasce una lite, il conducente perde le staffe e incomincia a insultarla. Il tutto tra l'indifferenza generale. Solo dopo diversi minuti un passeggero si alza cedendole il posto. Il battibecco avviene su un autobus di linea che porta all'ospedale. Sembra finita lì, ma invece di proseguire la corsa, l'autista riprende a provocarla quando madre e figlio scendono alla fermata. Lei non si perde d'animo e scatta una foto alla targa, facendo infuriare ancora di più l'uomo che dal posto di guida l'apostrofa in malo modo. Il presidente dell'azienda dei trasporti di Treviso ha detto che esiste un regolamento e questo regolamento è per la sicurezza sugli autobus. Io allora chiedo in quale maniera un bambino possa essere al sicuro tra le braccia di una mamma che molto spesso viene anche lasciata in piedi, perché comunque l'autista che si premura tanto di obbligarti a togliere il bambino dal passeggino non si preoccupa di chiedere a qualcuno di alzarsi,
e anzi nel momento in cui io ho fatto presente questa cosa all'autista, io ho chiesto ok, ma mi dica io lo prendo il bambino, ma lei mi dica dove mi devo mettere, mi ha risposto che non erano affari miei. Una brutta storia di inciviltà e regole da rispettare sugli autobus che cambiano da città a città. In questo caso, per l'azienda di trasporto trevigiana, le mamme dovrebbero sistemare il passeggino nello spazio riservato ai disabili e se l'autobus è pieno è lasciato al buon cuore del passeggero far sedere chi in difficoltà. Il regolamento della nostra azienda, ma di tutte le aziende di trasporto pubblico, è indicato che il passeggino deve essere chiuso per problemi di sicurezza, per evidenti problemi di sicurezza. Il problema è questo, che il nostro dipendente, se si è rivolto in maniera ineducata, sarà nostra premura intervenire con i provvedimenti del caso. Quindi il nostro dipendente deve informare l'utenza in modo educato, nel modo costruttivo, e spiegare all'utenza il sistema, il modo in cui si usa il mezzo pubblico. Torniamo nel Padovano, è la storia di Teo ed è un cane che per molti è un eroe. Un cucciolo di segugio intrappolato per giorni in mezzo ad un campo. A salvarlo è stato il fiuto eccezionale di un piccolo meticcio di nome Teo. Una storia a lieto fine accaduta nella frazione di Arzerello di Piove di Sacco. Teo, piccolo meticcio, è a passeggio con la sua padrona quando all'improvviso si mette a correre inoltrandosi nell'erba alta in mezzo ad un campo, a oltre 200 metri dalla strada. La donna lo rincorre temendo di perderlo e quando lo raggiunge scopre una sorpresa. Lo trova infatti vicino ad un cucciolo di segugio impigliato in un vecchio cavo telefonico, stremato e affaticato. La signora prova a liberare l'animale ma senza successo e allora decide di chiamare i vigili del fuoco. Giunti sul posto riescono con molta cura e delicatezza a tranciare il cavo in cui era avvolto l'animale, denutrito e disidratato dopo giorni di solitudine. Il cucciolo di segugio è stato subito nutrito e abbeverato. Si suppone che sia rimasto bloccato lì per diversi giorni. La cosa singolare è che durante tutte le operazioni di soccorso il meticcio Teo non si è mai allontanato dal suo nuovo amico, che ha praticamente salvato da morte certa. Il segugio, sprovvisto di microchip, è stato preso in custodia dai vigili per essere portato in clinica veterinaria per le cure. Adesso andiamo alla mostra del cinema, sono le ultime battute per il concorso, l'ultimo giorno ufficiale per i film concorso e abbiamo visto in questi giorni tanti volti passare attraverso il red carpet, ma non solo. Oggi cosa ci aspetta? Lorenzo Maier. Ciao Nicola, buongiorno a tutti voi. Oggi, come dicevi tu, è l'ultimo giorno del concorso e come il concorso è iniziato all'insegna delle polemiche, ricorderete, per il film di Polanski, la mostra non si smentisce e anche alla fine regala un po' di pepe sulla coda. Ci riferiamo a Franco Maresco che oggi non sarà in conferenza stampa, infatti è stata annullata, e nemmeno alla proiezione. Credo sia una delle rarissime volte nella storia della mostra ad accompagnare il suo film in concorso dal titolo La mafia non è più quella di una volta, ma in Laguna, a parte il fatto che ha cominciato a piovere, quindi si conferma la leggenda per la quale ogni giorno, ogni mostra deve avere almeno un giorno di pioggia, tradizione confermata. Sono sbarcati tantissime star di Hollywood, su tutti Johnny Depp, che tra qualche minuto sarà in conferenza stampa, ma anche grandissimi registi come Salvatore, che oggi sarà con un film fuori concorso, anche questo molto atteso. È un boom davvero, è stato un pienone di emozioni questa Venezia 76 e già in queste ore si comincia a intensificare il Toto Leone d'Oro, ma su questo avremo tempo domani per parlarne. Oggi è anche stata la prima riunione delle giurie che a notte comunicheranno alla Biennale i premi, perché i nominativi dei premiati di Venezia 76 verranno incisi nei leoni. Da ultimo segnaliamo già in serata la premiazione del Virtual Reality, la realtà virtuale che ha animato per tutto il periodo del Festival Isola del Lazzaretto Vecchio con grande successo. Questa sera ci saranno le premiazioni. Direi che se non hai domande dallo studio, da Venezia per il momento è tutto. Grazie a Lorenzo Maier, quindi domani faremo un po' il Toto Leone in attesa della premiazione. Adesso invece a Vicenza, dove ieri si è ricordato il centenario della nascita di una leggenda del calcio come Romeo Menti.
5 settembre 1919, 5 settembre 2019. 100 anni fa in questa casa in via Legione Antonini a Vicenza nasceva Romeo Menti, ex campione del Torino, del Vicenza, della Fiorentina e della nazionale italiana, scomparso prematuramente nella strage di Superga il 4 maggio del 49. A ricordare la sua nascita si sono ritrovati proprio in via Legione Antonini ex giocatori, tifosi e amici. E quello alle nostre spalle è il caffè, quello che era il caffè Menti, che è stato un esercizio che prima come osteria poi come caffè per 50 anni ha gestito la famiglia Menti. 5 fratelli, 3 avviati sulla strada del calcio, Romeo e Umberto, quelli arcinoti, e poi 2 sorelle, Giulia e Ina. E qui, sempre in questa via che limitava la fine dell'allora Vicenza, che i giovani Menti giocavano a calcio. Qui sorgeva il primo stadio, poi sostituito nel 1935. Qui giocavano a calcio lui coi fratelli coetanei e poi alla fine degli allenamenti della prima squadra andavano a giocare nel campo dei grandi e hanno cominciato così. C'è tanta storia da raccontare, comunque il papà ha sempre avuto nel cuore questo ragazzo, perché poi è morto giovanissimo, e poi questo legame con Berto Menti, che è stato un grande allenatore del Vicenza per parecchi anni. Romeo Menti, prodotto del vivaio biancorosso, a tutt'oggi detiene il primato di giocatore più giovane ad esordire in prima squadra. Era l'8 settembre del 1935 e Romeo aveva solo 16 anni e 3 giorni. Questo di ricordare i 100 anni della nascita di Romeo Menti è un'iniziativa culturalmente apprezzabile, storicamente validissima, e sono fiero che questo sodalizio, al quale con orgoglio appartengo, quello degli ex biancorossi appunto, ne sia l'autrice e la firmi sostanzialmente. A Romeo Menti, oltre allo stadio di Vicenza, sono dedicati altri 3 stadi a Castellammare di Stabia, Montichiari e a Nereto. Tra i record di Romeo Menti c'è anche quello di aver segnato l'ultimo gol del Grande Torino contro il Benfica, il giorno prima della tragedia. Siamo in chiusura, ore 13 fra pochissimo, puntata da non perdere come sempre, ma oggi in particolare. Avete visto il servizio sul risparmiatore, le difficoltà per accedere al portale telematico. Ebbene, oggi a ore 13 vi spieghiamo esattamente come funziona il risarcimento per i truffati delle banche venete. In studio Walter Rigobon, presidente di Consum Veneto, Lorenzo Rocco, docente di economia dell'Università di Padova, e Patrizio Miatello, presidente dell'associazione Ezzerino III da Onara. Quindi da non perdere, ore 13 fra pochissimo. 20:10 invece questa sera tornerà a affrontare l'emergenza lupo in montagna, nel Bellunese e nel Vicentino. Lo faremo con Orazio Darold, un allevatore di Belluno, e Cristiano Fant del movimento antispecista bellunese. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Un nuovo impulso fresco proveniente dall'Atlantico entra in azione sul nostro territorio. Il tempo dunque risulterà perturbato nella giornata di venerdì 6 settembre, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di tempo spiccatamente instabile, come vediamo, con piogge e temporali localmente anche forti, e non si escludono delle grandinate. Le temperature inoltre tenderanno a calare e le minime insomma saranno comprese tra i 15 e i 21 gradi, le massime invece risulteranno comprese tra i 23 e i 26 gradi, dunque un clima lievemente più fresco. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo peggiorerà anche qui con precipitazioni che si faranno via via più diffuse in giornata e localmente potranno essere anche intense. Anche in questo caso le temperature saranno in lieve calo, le minime saranno comprese tra i 17 e i 20 gradi, le massime tra i 24 e i 26 gradi. Situazione identica sul Trentino Alto Adige, dove la perturbazione investirà anche la nostra regione, con piogge un po' dappertutto. Temperature minime sui 16 gradi, massime oscillanti invece tra i 23 e i 24 gradi. Bene, dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.